Buonasera a tutti amici da Napoli l'87 e Forza Naples. Povero Torino che questa sera lascia l'Europa League, la qualificazione non è arrivata, nonostante il Torino abbia fatto una grande prestazione. Il Torino ce l'ha messa tutta per poter ribaltare il risultato, così non è stato. Anzi, il Wolverhampton ha vinto anche quest'altra partita. Il Torino ci ha provato, però secondo me è stata troppo sciupona sotto porta. Ha sbagliato troppe occasioni da gol. Perché se avesse fatto qualche gol all'inizio, magari la partita avrebbe preso un'altra piega, magari la partita sarebbe cambiata. Invece no, il Wolverhampton, da come pronostico, come ho pronosticato io, chi mi ha seguito nella live di ieri, avevo detto che avrebbe rivinto la partita. Allora, il Wolverhampton secondo me è come esperienza di giocatori è migliore al Torino, secondo me c'ha dei giocatori migliori del Torino per fare l'Europa League. Non che il Torino è scarso, perché il Torino ha un'ottima squadra, poi ha avuto anche delle mancanze come Janko e Iago Falche che magari avrebbero dato anche una mano a questo Torino, ma non so se sarebbero bastati loro due per far qualificare il Torino. Il Wolverhampton in queste due partite si è dimostrata superiore, anche più cinica sotto porta. Il Torino in questa partita di ritorno è stato molto sprecone, come ho detto. Magari nella fase iniziale si riusciva a far subito gol, dove magari Belotti ci ha provato più di una volta, magari sarebbe cambiata la partita, vi ripeto. Però il Wolverhampton ha giocato di contropiede in questa partita. Vabbè, ma me l'aspettavo perché nonostante il Wolverhampton aveva già vinto a Torino, è ovvio che aspettava il Torino. Il Torino, ovviamente il Torino doveva rischiare qualcosa, il Torino doveva rischiare. Il Wolverhampton ne ha approfittato, andando di contropiede l'ha punito il Torino, facendo il primo gol con Raul Jimenez. Poi il Torino ha reagito con Belotti, l'ha pareggiata, il secondo tempo l'ha pareggiata appunto con Belotti, però un minuto dopo poi il Wolverhampton subito richiude la partita. Il Torino ci riprova anche in avanti cercando il pareggio, anche con amarezza, provano pure per pareggiarla, almeno a portare un pareggio a casa. Un po' la sfortuna, un po' che non concretizzano lì avanti, il Torino va fuori, ma il Wolverhampton secondo me sommando tutte e due le partite ha meritato questa qualificazione, purtroppo per il Torino, perché dispiace, è una squadra italiana e dispiace, fa male perdere con il Wolverhampton così, ma c'è il campionato da giocarsi ora, magari i torinesi punteranno al campionato e magari chissà l'anno prossimo si rigiocheranno l'Europa League, anche se quest'anno è un campionato molto difficile, c'è tante squadre per un posto in Europa League come la Champions League e sarà dura ritornare a qualificarsi per l'Europa League. Dispiace tanto, l'occasione le ha avute. Comunque esce a testa alta, ha imparato da lezione, spero che questo serve da lezione per il Toro, che magari se tornerà in Europa League, magari avrà capito come gestire la partita e come concretizzare le occasioni che ha avuto. Niente, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliel87. Buonanotte a tutti da Napoliel87 e Forza Naples!